Buongiorno a tutti, eccoci a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica. E oggi è venuto un grandissimo personaggio a trovarmi, l'Uomo Tigre. Ciao! Ciao Maurizio, ciao, Carissimo, ma che bello vederti. Io grazie. sono da tanto senza vederti, ma sono felice che oggi sei qui con Beh, in me. effetti senza vedermi sei da almeno 30 anni, visto che non esco più in televisione. Esatto, dai tempi quando vedevamo Antonio Inocchi al Bravo, televisore. il gigante Baba e Mister X, E Mister che X. era la Tana delle Tigri, se non sbaglio. Esattamente. Ecco, l'Uomo Tigre, ma che hai fatto tutto questo periodo, in tutti questi anni? Adesso ti svelo chi sono. Toglierò questa maschera e così ci possiamo raccontare. Allora vediamo chi c'è sotto la maschera dell'Uomo Tigre, il grande Buonasera. Giuseppe Angioi. Buongiorno a tutti. Buongiorno carissimo, ma che bello. In realtà siamo senza vederci qualche mese, ma non di più, Sì, un ecco. mesetto così. Sono veramente felice che sei passato a trovarmi, perché grazie a tutte le donazioni che abbiamo ricevuto, anche la tua, abbiamo acquistato anche il nostro brigante che andrà in giro per l'Italia a scovare artisti che soprattutto facciano musica inedita. Sì, Ecco, sono molto contento. Ho visto il camper oggi, che sarà allo studio RCM. Quindi io ho vissuto praticamente da quando ti conosco, cioè dal 1990, pensate, tre rinascite. tre generazioni Tre di RCM. generazioni, ecco, parlando meglio, tre generazioni. La prima in via dei Pisani, A, la Ca- sec- a Cagliari. a Cagliari, quartiere della Marina. Io andavo a suonare da lui anche se non sapevo suonare. L'unica cosa che sapevo suonare era il campanello dell'RCM. Portavo la tastiera, sapevo fare tre accordi, ma quei tre accordi erano fondamentali farli da te, Ma tu eri, perché mi sentivo bene. eri già un artista, eri già un artista, avevi 16 anni circa, Sì, era bellissimo perché noleggiavi lo studio, noleggiavi la sala prove perché ti trovavi bene dentro per creare, ecco. sì, sì, Eri già sì. un creativo in quel periodo, io me lo ricordo benissimo. Giuseppe è un grande creativo, veramente chi lo conosce e ti conoscono in tanti, sa benissimo la tua storia, ma sappiamo benissimo che è stato un figurante della Fininvest, della RAI, ha partecipato a numerosi film. Insomma, Giuseppe è un artista a 360 gradi, dopo quegli anni lì degli anni 90 ha fatto una carriera anche in televisione. Insomma, adesso parliamo non di te, ma di me. Di te, Ecco. perché, come dicevo prima, ho visto tre generazioni dell'RCM. La prima appunto in via dei Pisani, dove io ho iniziato a strimpellare. Ricordo in particolare quella sala che per quel periodo era una cosa mostruosa. Era una sala di lusso, con una qualità sonora pazzesca. Io rimanevo a bocca aperta, Rapito. rapito intanto dalla qualità sonora e poi dallo studio che era all'avanguardia per quel periodo. E mi ricordo tantissimo le famose, che a me piacciono tanto, luci blu, che all'epoca È vero, abbellivano lo è studio. vero, è vero, è vero. Abbellivano poi queste luci blu particolari, piccoline. Adesso non so il modello di quelle luci, però era una cosa che affascinava lo studio. E non sapevamo suonare al periodo, Certo, ma io dovevo andare da te. Uno per la tua simpatia, grazie. per la tua professionalità e perché mi sentivo bene, riuscivo a creare qualcosa di più Tu che sai, rispetto a casa. Tu sai benissimo, Giuseppe, che io sono sempre stato dalla parte dei creativi sconosciuti, cioè sempre le persone che amano creare musica, però non hanno spazio e visibilità nelle grandi emittenti e quindi io ho sempre remato per questa causa, ecco. Quindi con questo io poi ho messo su l'RCM la seconda volta dove tu
sei venuto qua, hai partecipato più volte a dei video, a delle trasmissioni che abbiamo fatto. Ecco, raccontami un pochettino la seconda impressione dell'RCM2. Allora, la seconda impressione è stata bellissima perché ho iniziato a venire nel tuo studio come sala prove e quindi facevamo le prove del nostro repertorio cartoni animati e poi dopo le prove andavamo in piazza. Poi subito dopo siamo venuti a fare qualche video perché essendo, come hai detto tu, un artista poliedrico, mi servivano anche quei video dove io faccio il trasformismo. Quindi Alberto Camerini, Goldrake, Uomo Tigre, eccetera, eccetera. E poi il periodo del Covid, facevamo qualche mini È trasmissione vero, con Bruno è Dazzi, Jack vero, Ardito, Roberta Monteverde, facevamo una mini trasmissione che era è simpaticissima. vero. Poi ci hanno bloccato completamente del tutto, non ci siamo poi potuti rivedere, ma ci siamo rivisti subito dopo con di nuovo le prove, altri video e naturalmente venivo anche per amicizia, per Certo, trovarti. certo. Finché il 4 di febbraio scoppia l'incendio qui all'RCM, e tu quando l'hai appresa questa notizia? Su Allora, quale fonte? allora, io ho preso questa notizia da Facebook, diciamo un'ora e mezzo dopo che è successa questa cosa terribile. Un'ora e mezzo dopo. E quando l'ho saputo, ovviamente sono entrato in panico perché ho visto, insomma, cioè, Il sogno di tanti, insomma, svanire, ecco. cioè, io che ti conosco dal 90, era una cosa che anche a me apparteneva Certo. in un certo qual modo, a noi, anche a Roberta, a Gianni. E quindi vedere la distruzione per un cortocircuito di una nostra casa della musica, io credo che è stato una tragedia per tutti. Perché quel giorno lì ho detto, ma che cosa sta succedendo? In un primo momento, ovviamente, il cervello cioè non accusava, viveva la tragedia. Certo, Poi però dopo quello che è successo, dopo che le fiamme si sono spente, si è spento tutto. Si è certo. spento un mondo che per noi artisti era un punto di riferimento importante. Non solo la figura di Maurizio Casu, ma anche ciò che ha creato Maurizio Casu per noi, per noi, per noi. Però fortunatamente, grazie a tutti voi, perché questa era la Casa degli Artisti, avete avuto una solidarietà impressionante, si è mosso tutto il mondo dello spettacolo sardo, ma anche parte del mondo dello spettacolo nazionale, e abbiamo ricomprato tutta la strumentazione necessaria per ripartire. E anche questo bellissimo camper, perché anche se è un giovanotto di 32 anni, per me è bellissimo, perché ci permette, perché è bello, non perché è bello d'estetica, ma perché ci permette di andare in giro da voi a visitarvi e poter continuare quella che era la missione dell'RCM. Quale? Quella di scovare i Sì, talenti nascosti, quelli che sono un pochettino in ombra, e utilizzare, passatemi il termine, i grandi nomi, come può essere Giuseppe, come possono essere tanti altri che hanno gravitato nell'RCM, per dare lustro a questo canale che poi aiuterà i talenti meno conosciuti. Ecco, certo. quindi la presenza tua oggi qua è quella di un personaggio grandissimo che ci permette di dare visibilità a poi anche a quelli meno conosciuti. Sì, perché se andiamo a vedere adesso, le emittenti televisive sarde, a parte che sono poche, prima ce n'erano tante, e davano molta voce e vetrina agli artisti emergenti, oggi non c'è più neanche un programma che dà visibilità a questi artisti e quindi si fanno conoscere attraverso i social, per fortuna che ci sono quelli, oppure attraverso qualche serata di piazza, qualche serata di locale,
però ovviamente la televisione è un mezzo di comunicazione e di visibilità importantissimo per un artista, e io ne so qualcosa avendo lavorato per anni in Rai, qualche comparsata l'ho fatta anche a Mediaset, come dicevi tu anche qualche film, però non essendoci più trasmissioni che danno manforte a questi artisti, che danno la possibilità di farli conoscere, ci sei tu che ti sei sempre proposto per dare una mano a tutti gli artisti che avevano bisogno di emergere. Ci vorrebbero, come nel film di Fantozzi, 92 minuti di applausi per te. Ti ringrazio, Veramente. troppo buono No, Giuseppe. davvero, Allora io penso questo, che se tutti voi che ci state seguendo da casa ci aiutate, perché qual è l'aiuto? Prima di tutto iscriversi al canale, perché se vi iscrivete al canale abbiamo più visibilità, più iscritti ci sono e più visibilità abbiamo. E pensa un po' che abbiamo circa 300.000 visualizzazioni e solamente una piccola parte, un 2.500 di queste visualizzazioni sono state iscritti. Quindi molti artisti, ma non perché lo vogliano fare apposta, ma perché non ci badano, non si iscrivono al canale. Quindi io dico questo: iscrivetevi al canale, perché questo è un grande aiuto, non vi stiamo chiedendo soldi. Ecco, poi se esistono degli sponsor, se esistono delle persone che vogliano aiutarci per far muovere questo mezzo e per poter uscire, andare a trovare gli artisti, perché ribadisco che gli artisti non hanno mai pagato e non devono pagare nulla, perché per fare Disco Note, che era la mia trasmissione, non si pagava nulla. Quindi io continuerò con questa missione di Disco Note, porterò in piazza, in scena, perché poi possiamo andare a fare la trasmissione dovunque. Sì. Può essere in una piazza, in una sala prove, in un cinema, in un teatro, in una spiaggia, Sì. in montagna, possiamo essere in un fienile. Cioè uno dice: io ho a disposizione la falegnameria di mio nonno, perfetto, andiamo in falegnameria, piazziamo gli strumenti, io col camper arrivo, facciamo televisione in quella falegnameria, possiamo farlo dovunque. Quindi la bellezza di avere una televisione portatile, quindi mobile, è questa, che tu puoi andare ovunque, piazzare le telecamere e trasmettere la bellezza dell'arte. Quindi noi stiamo alla ricerca della bellezza, perché l'arte è bellezza dell'anima. Assolutamente. E poi volevo fare un punto sul camper. Intanto ti faccio tantissimi auguri per questa meravigliosa Ecco, che creazione. impressione hai avuto? Infatti, se dopo puoi inquadrare qualcosa sarebbe bellissimo. L'impressione mia è, intanto sono felicissimo di questa tua creazione e non avevo dubbi che sarebbe uscito un camper spettacolare. E poi io, che sono molto legato agli anni '80, tu mi hai fatto ricordare Marco Balestri con la sua trasmissione Ti Per la ricordi, strada, ti ricordi. sì, che faceva cantare, intervistava chiunque con un tema anche banale, Certo. però era una trasmissione che aveva funzionato tantissimo. Tra l'altro Marco Balestri è anche un grande autore televisivo. È vero. E poi Stranamore. Mi fa ricordare Stranamore, è fantastico. Quindi tu sei il terzo. Sì, sì. Anzi, oggi non c'è nessuno che fa Non una c'è cosa nessuno. del genere, e quindi stai facendo ritornare quella meraviglia della televisione mobile che un tempo esisteva, ed era il tempo appunto degli anni 80-90. Certo. Io ti chiedo un aiuto, Giuseppe, Sì. anche a te. Se tu, qualunque idea ti venga artistica, sappi che abbiamo il mezzo per poterlo mettere a disposizione. E ecco. infatti l'idea mia è quella anche di proporre a tutti i comitati dei festeggiamenti di piazza una cosa del genere, perché Maurizio non solo proietta lo studio mobile per gli artisti, ma anche per il paese, Certo. anche per il comitato. Il comitato fa tanti sacrifici per organizzare la festa patronale, e possiamo, tramite Maurizio, anche, per così dire, portare il vostro paese in televisione, cioè la cultura e le tradizioni del vostro paese in trasmissione.
presenta, lui può tranquillamente intervistare il sindaco, il Certo. presidente del comitato o della Proloco. Beh, stiamo portando cultura e turismo anche Certo. per il posto, quindi, Bravissimo. quindi una diffusione mondiale, quindi chiunque guarda RCM Records potrà visionare anche quel paese e conoscere gli aspetti peculiari, insomma le cose più importanti. Quindi da questo Natale, appunto, adesso Sì, adesso ormai è stiamo- concretizzato sì, sì, il tuo lavoro di rinascita, è concretizzato a questo Natale, quando io propongo a chi di dovere i miei spettacoli, ovviamente metto anche in considerazione la tua televisione Perfetto. per il paese, Perfetto, per, perfetto. come dici tu, cultura e Cultura e turismo. turismo, sì. Benissimo, io penso che da Maurizio e Giuseppe è tutto, vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi, iscrivetevi al canale, io non lo dico mai, adesso devo bombardarli, iscrivetevi al sì. canale, perché basta un click e a noi ci porta visualizzazioni per voi, perché prima o poi ci sarete anche voi qui, eh? Appunto, si è iscritto anche l'Uomo Tigre al canale, quindi cosa state aspettando? Esatto. C'è anche Goldrick? Alla grande. Giuseppe, noi poi ci organizziamo per fare un bel video insieme. Ok? Va bene, Ok. grazie. Ciao a tutti, Ciao, ciao. ciao. Volevo salutare tua mamma. Ah sì, certo! Salutiamo signora Che è qui Anna. presente di fronte a me. Ciao carissima. Ciao a Ciao, tutti, ciao. ciao. Ciao.